Ha un futuro sicuramente, ha un grande futuro. Ilaria Cavallo, che è nata l'8 febbraio del 2000. Stiamo parlando di ragazzi di 12 anni. Bravo, 12 anni. Assolutamente, assolutamente. Enrica Merlo, che l'anno prossimo ricoprerà un ruolo molto difficile, se vogliamo dire, perché è comunque quello di capitano, Certo. che poi è capitano in campo. Enrica Merlo, cominciamo con in una squadra per i miglior giocatori. Ecco, adesso ci siamo, ecco. E quindi miglior schiacciatrice, lo diciamo subito, l'avevamo anche detto in telecronaca chi poteva essere. Regione Lombardia, al numero 9 Camilla Mingardi. È stata assolutamente, io l'ho vista in 2 o 3 occasioni qui al trofeo, è andata in crescendo, è stata veramente brava. Oggi hai visto, ha iniziato la partita con un piglio da veterana e alla fine poi insomma anche lo scout dice che praticamente è stata la miglior realizzatrice con i suoi 12 punti in finale. Questo testimonia che effettivamente il premio è quanto mai meritato e oltretutto quando alle capacità tecniche e fisiche aggiungi anche un carattere importante come quello che la Mingardi ha mostrato qui in questa manifestazione, in particolare oggi alla finale, credo che le valgano insomma giustamente questo premio. Miglior schiacciatore invece sarà il numero 12 della Regione Veneto. Oggi purtroppo non l'abbiamo visto perché il Veneto non è arrivato, però è chiaro che la valutazione va fatta su tutta la settimana. È Riccardo Mazzon della Regione Veneto. Già solo a vedere l'altezza comunque. Beh, è vero, sì. Poi ci sarà la premiazione dei miglior centrali. Adesso comunque aspettiamo. I 2 migliori centrali assieme a Guido Pascari, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, il numero 5 della Toscana, Alessandra Cozzi, la numero 5 della Regione Toscana, e il numero 2 del centrale del Friuli Venezia Giulia per il lato maschile, che è Marco Norbedo. Guarda, per quanto riguarda la ragazza credo che sia il premio a lei, che è andata anche lei in crescendo in questa manifestazione, ma anche il riconoscimento a questa selezione regionale toscana che quest'anno è arrivata in finale ed ha fatto molto bene, quindi è un premio alla ragazza per le sue qualità, ma anche un premio per quello che è stato il valore e il livello della selezione regionale toscana, per quello che ha mostrato anche oggi in finale, tutto sommato, perché si è contrapposta per quello che ha potuto allo strapotere della Lombardia, ma comunque è un premio anche questo molto meritato. Miglior alzatrice, la numero 10 della Regione Liguria, che è Isabella Perata. Non abbiamo visto oggi, però magari dopo ci puoi dire 2 cose tu. Mentre abbiamo visto oggi il maschile, ovvero Regione Trentino, Mattia Bosetti. Per ciò che riguarda Isabella Perata è un volto già noto, perché questa ragazza quest'anno è stata in Club Italia addirittura, quindi sì, infatti l'ho visto. Per quanto lei è del 97 è già stata in un gruppo, diciamo, che contiene anche ragazze del 94. Tu immaginati, lei è molto avanti con l'età, l'anno scorso si era segnalata, ha fatto molto bene, quest'anno è stata in Club Italia, per cui il premio, diciamo, è il premio di un volto noto per noi del settore squadre nazionali, ed è una ragazza nota quindi anche perché è allenata già quest'anno in Club Italia dal nostro Marco Mencarelli. Potrebbe premiare i 2 migliori. Adesso c'è il libero, ovviamente chi è che premierà se non che Enrica Merlo. I 2 migliori liberi del torneo sono il numero 5 del Piemonte, Femminile, numero 5 del Piemonte, Lucia Morra, mentre per il libero del maschile l'abbiamo visto nella finale di stamattina, è il numero 15 Giovanni Provisiero della Regione Marche. Anche per Morra si tratta di un volto già noto, e anche lei ha fatto parte di un collegiale, di un qualche collegiale con le squadre nazionali, è stata vista durante la manifestazione di un trofeo dell'Appennino Reggiano del periodo di Pasqua, era già, diciamo, vista dal settore squadre nazionali, oggi viene premiata per quanto bene ha fatto in questa manifestazione. E poi arriveremo al MVP, Most Valuable Player. Femminile credo che tutti l'abbiano visto, ma anche maschile, infatti adesso quando sveleremo i nomi cioè, diciamo che non sveliamo nulla. E allora
noi ve l'anticipiamo, femminile è la numero 12 Giulia Angelina e nel maschile il numero 9 delle Marche, scusate, Giulia Angelina della Lombardia, il miglior giocatore del trofeo delle regioni è il numero 9 Simone Giannelli. Insomma, lei, al di là delle capacità e delle qualità che anche tu hai sottolineato più volte in telecronaca, è una ragazza che ha la particolarità di aver già vinto lo scorso anno il trofeo delle regioni con un'altra regione. Quest'anno poi si è trasferita come club in Lombardia e quindi fa parte della selezione lombarda quest'anno. Quindi una ragazza che vince 2 trofei delle regioni con 2 diverse regioni, già questo la dice lunga sulla qualità che la ragazza ha messo in atto. E poi oltretutto anche fisicamente mostra, diciamo, una dirompenza che fa giustizia anche di quelle che sono un po' le sue qualità tecniche. Oggi come oggi Vingardi è stata forse l'elemento trainante di questa finale, ma ti assicuro che Angelina durante tutta la manifestazione è stata assolutamente il giocatore che più si è fatto vedere in qualsiasi partita e in qualsiasi contesto di gioco. Ed ecco qui Simone Giannelli per il miglior giocatore MVP lato maschile. Tra l'altro Mario Barbiero mi ha anche detto che lui settimana prossima inizierà il collegiale con la nazionale pre-juniores come ruolo di palleggiatore, perché comunque è molto bravo anche in palleggio. Io l'ho visto in questi giorni, effettivamente è un ragazzo molto interessante, su cui pare, almeno da quello che sento dire anch'io dai tecnici nazionali, su cui si punta per la sua qualità tecnica ma anche fisica. Eccoci qua sul palco, la foto e poi si prepara chiaramente la terza classifica. E ora, finiti i premi individuali, possiamo passare a quelle che sono le premiazioni delle prime 3 classificate. Il podio, ovviamente. Il podio è lungo, ma 2 formazioni non ci stanno. Quindi si premierà prima il femminile e poi il maschile. Un'altra delle caratteristiche peculiari di questa manifestazione è che poi vedi la premiazione è molto lunga, ma peraltro si premiano veramente tutti, come hai detto tu prima, dal 21esimo posto in su, quindi alla fine più che una premiazione per quelli che hanno meglio interpretato questa manifestazione è piuttosto una festa finale, è una sorta di festa di fine corso che viene vissuta da tutti appunto con questo spirito di grande festa. Questa è un'altra delle particolarità che rendono il trofeo delle regioni veramente bello. Terza classificata, medaglia di bronzo al femminile. Stiamo parlando della regione Piemonte, che ha perso lo scettro vinto l'anno scorso, ma del resto dipende anche molto dalle generazioni. Dalle annate sicuramente. Infatti il Piemonte ha una generazione del 96 molto interessante, anche del 97, poi non dimentichiamo che comunque alla fine è quarta, insomma è terza scusami, ed è comunque ha perso in semifinale dalla Toscana e ha vinto poi la finale terzo e quarto posto con il Veneto, padrone di casa, quindi anche loro un bellissimo percorso che fa il paio con quella che è stata la vittoria dello scorso anno. Tutto sommato confermano il podio, e questo sai nel corso di manifestazioni con generazioni anche completamente cambiate è testimonianza di un lavoro molto positivo. Seconda classificata l'abbiamo vista nella presa diretta della partita in finale con la Lombardia, la Toscana. Angelo Montrone che sta dando le medaglie a tutte le giocatrici del Piemonte. Potete ballare sul podio, si può ballare sul podio, si può ballare sul podio, bene. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up in the air.
si chiama il podio, la medaglia d'oro. Che musica mettiamo? Che musica mettiamo? E ci sarà quindi la premiazione della Lombardia. Intanto ringraziamo Sport Italia, grazie davvero per questa straordinaria diretta che dura tantissimo. È il momento, ci siamo Michele? Ci siamo? Siamo pronti? Vincitrice, trofeo delle regioni 2012, la Lombardia! Eccole qui, chiamata Lombardia a ritirare la meritata medaglia d'oro. Peraltro quest'anno c'è una novità nel trofeo delle regioni, non si è sviluppato all'interno di questa manifestazione il trofeo delle regioni del beach volley. Ci sarà il prossimo fine settimana, 4 giorni a Cesenatico, si confronteranno i talenti italiani del beach volley sempre in età trofeo delle regioni, quindi quest'anno c'è stata questa duplicazione che ha consentito quantomeno di avere molta attenzione per tutte e due le manifestazioni, piuttosto che la presenza del beach insieme alla pallavolo indoor spesso e volentieri genera grandissimi numeri che diventa poi un po' complicato gestire. Invece quest'anno il beach finalmente avrà il suo spazio dedicato solo ed esclusivamente appunto al beach volley, a questa disciplina che è in grande espansione in Italia, e i ragazzi e le ragazze italiane saranno protagonisti sulle spiagge di Cesenatico nel prossimo fine settimana. Oltretutto abbiamo sentito prima da Enrica Merlo che lei l'ha vinto il trofeo delle regioni nel beach volley, però. Assolute dominatrici di questo torneo. Grande successo questo di questa formazione allenata da Stanno terminando le ultime premiazioni con le medaglie a tutte le giocatrici. Poi si passerà alla premiazione del maschile. La Lombardia, ancora un applauso. Foto, tutti i mani su. Ed ecco il colpo d'occhio dei ragazzi che festeggiano giustamente l'oro sul podio. Ricordo sempre, questo staremo parlando di trofeo delle regioni, però per una ragazza di 16 anni, di 15 anni e meno anche, perché abbiamo visto anche gente del 97 che ancora non hanno compiuto gli anni praticamente. Sì, ti rimane sempre nel tuo palmarès di aver vinto questa bella manifestazione. Assolutamente. Beh, un tecnico importante come Pedulla prima diceva che non era riuscito ancora a vincere il trofeo delle regioni, adesso che ci è riuscito, nonostante appunto lui ha ben altro palmarès, però era contentissimo, era felice soprattutto di aver completato il suo palmarès, il suo curriculum da allenatore con questa prestigiosa vittoria. Passiamo al maschile, terzi classificati, Regione Veneto. Questa canzone perché non lo so perché c'è una coreografia forse non si sa adesso vediamo è una richiesta. Quindi medaglia di bronzo per il Veneto. Facciamo un saluto ai genitori, Andrea. Un saluto ai genitori, dove sono i genitori? Battetevi le mani, genitori! Battetevi le mani! Adesso tutti al mare.
seconda classificata maschile, le Marche. Qui sul podio la squadra seconda classificata, le Marche. Regione che comunque al maschile Sì, da sempre esprime grossa qualità, grandi numeri e anche in passato qui al trofeo ha sempre fatto bene, perché evidentemente i loro risultati nella massima categoria poi riescono ad essere tradotti da un'attività di base importante che viene appunto, diciamo, a dare valore a tutto il movimento pallavolistico delle Marche. Marche che comunque qualche campioncino l'ha tirato fuori. Beh, sì, direi di sì, direi proprio di sì. Come se vogliamo vedere nel lato femminile la Toscana. Certo, assolutamente. Tante giocatrici toscane giocano nel Sì, al campionato massimo livello, certo. Ovviamente tutte le regioni, perché nel senso non c'è differenza, perché bene o male qualche campionessa c'è sempre stata in qualsiasi regione. Dappertutto, sì, i talenti escono fuori effettivamente da tutte le regioni. Infatti la maggiore difficoltà sta proprio nel cercarli dappertutto nel territorio, perché poi non è detto che in un territorio piuttosto che in un altro, magari anche un territorio dove c'è meno movimento pallavolistico, non possa venire fuori il grande talento. D'altronde di queste scoperte, di queste realtà, diciamo, che vengono fuori da ambienti non proiettati alla pallavolo o esclusivamente alla pallavolo, è piena la storia delle nazionali sia maschili che femminili d'Italia. Quasi terminata la premiazione delle seconda classificata del torneo maschile, quindi si dovrà preparare il Trentino per ricevere la giusta premiazione, la vittoria. Portato a casa questo trofeo, un gruppo che quest'anno ha vinto tutto quello che si poteva vincere a livello di pallavolo giovanile maschile, e chiamo i giocatori del Trentino. Giocatori che comunque oggi hanno fatto vedere una grande pallavolo pur essendo sedicenni, ma entrambe le formazioni, al di là del 3-0 del risultato finale, comunque c'è anche le Marche, ha fatto vedere dei grandi talenti, soprattutto sul lato tecnico, visto il grande divario fisico che c'è tra le due formazioni. Sì, quello era ben evidente. Poi peraltro la sensazione che si ha dall'esterno è che questi ragazzi sono già proiettati alla pallavolo maschile di alto livello, già come modalità, come tipologia di gioco, anche come colpi, chiaramente sbagliando perché l'età è quella che è, però già a 16 anni riescono ad esprimere una qualità di pallavolo veramente di altissimo profilo. Ecco qui, a seguire poi verranno fatti scendere tutte le squadre tranne le prime due, quindi risalirà sul podio la Lombardia, giustamente per prendere i due trofei della manifestazione. Ecco che vengono preparate le coppe, non sono inquadrate, si stanno passando davanti. Quindi possiamo vedere Questa è la botta con le mani, questa con le mani. ed ecco scendono Veneto e Marche e ora verrà richiamata la formazione delle ragazze lombarde per salire sul podio. Intanto ecco inquadrati i premi che verranno dati, piatti come nel tennis a Wimbledon, è dato il piatto. Bello anche i trofei che stanno consegnando, anche questi rimangono. Sono belli perché poi quando entri nelle varie federazioni li vedi fanno bella mostra esposta, di sé. comunque cioè, sono soddisfazioni. Assolutamente.
premieranno Carlo Magri, Adriano Pilato, presidenti poi i due vicepresidenti nazionali Francesco Apostoli, Luciano Cecchi, che consegneranno, ovvero i premi che avete appena visto inquadrati. La Lombardia e il Trentino, il presidente Carlo Magri, i due vicepresidenti Francesco Apostoli, Luciano Cecchi, Adriano Pilato, il Cota della pallavolo italiana in questo momento per premiare e per fare festa con il Trentino e con la Lombardia. Un applauso! Ed eccolo qui l'applauso del Pala Fabris alle due vincitrici della 29esima edizione del Trofeo delle Regioni. Vengono consegnati i piatti e le coppe, eccolo qua, che vengono alzate al cielo. E poi ovviamente, come tutte le finali di pallavolo che abbiamo visto, vengono sparati i